È il 5 luglio, amici bellini, il 5 luglio è una data per noi importante, se non dire importantissima, perché proprio oggi è successo qualsiasi cosa, dobbiamo fare un video di 57 minuti, cominciamo! No, lo tengo più breve, spero. Stefano Sant'Agata, benvenuto sul canale, a tutti i nuovi iscritti do il mio benvenuto, e se tu sei capitato adesso su questo canale per caso, ti invito, non ti obbligo, ma ti invito a iscriverti al canale e a lasciare un like come fa la mia community, perché questa volta possiamo fare secondo me un record di like. 1926 like non è il record di questo canale, siamo andati oltre i 3000 delle volte. Però partiamo da una base di 1926, anche perché alle 19:26 andrà in vendita la maglia del Napoli 2024-2025. Partiamo col dire che è bellissima. Partiamo con questo, ma c'è dell'altro, perché noi ci porteremo anche avanti. Grazie a Salvatore Falanga vi facciamo un paio di regali, perché ecco la cosa che odio sempre fare, dire, sentire, però la già fa. Ci eravamo andati vicini, ve l'avevo anticipato, che vi avevo detto io, tutte queste frasi che non mi piacciono. Però per i nuovi, allora andiamo a capire che succede. Ci spostiamo perché il vero e proprio rebranding di cui vi ho parlato sugli altri social, quelli piccolini, Instagram, Twix, TikTok, eccetera eccetera, avevo spiegato più o meno questa storia del rebranding con il logo stilizzato, non stilizzato, outlined, va benissimo. C'è dell'altro però, perché come vedete c'è un nuovo font, e queste sono le piccole cose che piacciono e che poi fanno identità. Tu, dopo un po', dopo qualche mese, dopo un anno che lo utilizzi sempre, questo può diventare il font Napoli e deve essere riconoscibile come effettivamente lo ha fatto la Juventus con il rebranding che hanno fatto qualche anno fa. Adesso quando vedi quel font, è il font della Juve. E quando uno youtuber della Juve utilizza quel font si crea quell'identità e si conosce. Questa è la nuova identità, il nuovo font del Napoli, che si vede bene, che è semplice, no? Sembra un po' Impact come idea. Io poi non sono un matematico in questo caso, però c'è anche la rotondità che fa parte storicamente del Napoli, quindi è semplice ma con qualche particolarità che vedete la N che poi va in avanti, non è solamente come la A, solo linee dritte, ci sono dei momenti di discontinuità, la P all'interno, vedete, sono piccoli dettagli che fanno la differenza, e si vede già la maglia qui. Ora fatemi togliere uno sfizio, questo era l'ultimo delle cose che insomma vi avevo proposto, con i rumor, con le intuizioni, eccetera eccetera. La linea qua, vedete, io poi avevo messo Coca-Cola perché quello era il rumor di cui si parlava, su questo ne dobbiamo parlare, ma in effetti il prodotto finale è questo qua, si sovrappone abbastanza ed è meraviglioso. È bellissimo, possiamo togliere quello di sotto e possiamo apprezzare la prima maglia con il solito pattern del Napoli. Vediamo se la ingrandiamo, ecco, e si vede bene insomma la trama anche che ci sta tra le cose. Sono un po' più larghe, non c'è la N del Napoli che crea il pattern, non sono tutte vicine come al solito, sono un po' più larghe, c'è questa trama a zigzag molto molto bella. Ovviamente il logo del Napoli impresso così, credo che sia applicato in plastica, poi capiremo perché questo colletto, ve lo dico come intuizione, potrebbe non essere così nelle versioni replica che il Napoli di solito sempre fa, quindi la versione replica potrebbe avere qualcosa di diverso e può piacere o meno. Però a me piace tantissimo che il colletto sia blu ma che abbia dei richiami bianchi, perché devi spezzare un pochino, la maglia solo blu così potrebbe essere troppo banale. Invece così, colletto particolare, con questo scollo a V ammorbidito da questo ulteriore tessuto in bianco. E poi vediamo anche i particolari delle maniche, la manica chiude in bianco e abbiamo queste fasce laterali
la famosa fascia laterale in bianco che apre e che chiude. Mi piace anche che chiuda. Dopodiché qui ci sarà qui in basso un bollino, diciamo, di autenticità. Sapete che si usa, sono tipo oleogrammi che si usa per l'autenticità. E poi dobbiamo capire per lo sponsor, perché in questo caso nella presentazione non c'è nulla sulla manica. Noi prevedevamo la Coca-Cola, non c'è nulla sulla manica in questo caso, e possiamo anche andare a vedere sul sito del Napoli, e mi segnalavano società, vediamo dove sono gli partners, che mancano degli sponsor. Vediamo un pochino: MSC, EA7, Sorare, Coca-Cola Socios, Match One Shirt, Sorgesana, Garofoli, sponsor minori, Ticket One, Trentino, Energas, Toraldo, Euronix, Abruzzo, Levertouch, Betson, che poi sponsor principale dell'Inter, e piccoli official supplier, business partner. Non vediamo Upbeat, potrebbe esserci uno sponsor diverso sul retro della maglia. Non vediamo più eBay, non vediamo Amazon. Insomma, dobbiamo capire, e capiremo quando la maglia verrà messa in vendita, perché tra poche ore ci siamo. E quindi non sappiamo, che 330, probabilmente 130 ancora, perché la maglia sì non ha lo scudetto, ma è bellissima. E quindi mi dite voi nei commenti, ovviamente catenatevi coi commenti. Ho letto un po' in giro, c'è un'accettazione generale abbastanza, c'è qualcuno che ha detto ma forse non mi convince, ma veramente pochissimi. Mi sento di dire il 98% dei tifosi è soddisfattissimo. Anche il video di presentazione è molto molto bello. E nello slogan, che rispetto all'anno scorso ci siamo esaltati con questo da Napoli al mondo, slogan vuoto che non è stato riempito con i fatti, perché nel mondo la maglia, il Napoli non è arrivato. In questo caso invece si è puntato sull'identità della città, l'identità del napoletano e della città di Napoli, e siamo quello che siamo proud, siamo orgogliosi di essere napoletani, di quello che siamo, tradizione ma inclusione, modernità e tutto quello, essere innovativi, guardate che bellezza. E quindi lo slogan finale è molto più adatto, veritiero e fattibile proprio di quello che siamo. Quindi io preferisco, onestamente. Siamo anche superstiziosi e lo sappiamo e lo ammettiamo. È bellissima questa tra Dio, Sofia Loren, che veramente meraviglioso questo video, quando il Napoli fa le cose per bene. Non si possono, inattaccabili. È veramente qualcosa di speciale. Proud to be Napoli, e be Napoli è anche il font, ed è esattamente quello che si deve fare. E vedo anche da altre fonti che insomma è stato apprezzato questo rebranding, con tutte le spiegazioni del caso. Insomma, c'è da dire che è come se con un anno di ritardo ci sei arrivato a questo, perché si poteva sfruttare la scia dello scudetto, ma col senno di poi, se avessi fatto tutto questo, cose belle, con lo sguardo verso il futuro, in un'annata disastrosa, non sarebbe stato nemmeno l'ideale. Quindi prendo le parole di De Laurentiis e dico meno male che non l'hai fatto, meglio così, anzi disse. E quindi vedete, non perdiamo l'azzurro, hanno messo la N con lo sfondo azzurro anche sulla loro pagina Facebook, quindi non perdiamo i colori, perché Napoli è 1000 colori, e ricordiamocelo. E questa maglia è bellissima anche per uscire, è giusto far posare modelli con pantaloni da passeggio, perché questa maglia è bellissima anche per uscire. Poi te la immagini, io voglio immaginare una linea di merchandise senza la MSC, che comunque è sponsor, quindi è invadente, fa comunque identità, perché diventerà parte di te, soprattutto se la tieni a lungo come è stato con l'Ed, ma fai parte di te un'identità in bianco sull'azzurro, benissimo, e non rosso, quella patacca che ha rovinato l'intelligenza artificiale. Se cerchi una maglietta del Napoli con l'intelligenza artificiale ci sono patacche di rosso dappertutto. Questo deve essere per molti anni la mia speranza, in modo tale che l'intelligenza artificiale si aggiorna, e quando crei qualche contenuto del Napoli, bianco e azzurro, quello è. Ed ora è il momento di farvi un regalo, visto che noi ci portiamo sempre avanti, perché a parte devo ringraziare perché ho utilizzato questa foto che mi è stata mandata dagli amici bellini abbonati, Nicola, che a sua volta l'ha trovata su Twix da Honest Comandante Fan, quindi citare le fonti
si può arrubacchiare, basta citare le fonti, essere carini, internet è così, e si deve parlare anche di buongiorno, perché ieri è successo la qualunque. E ritornando al fatto che non voglio dire, ma lo devo dire per forza, 3-4 giorni fa, quando feci il video, attenzione perché c'è l'infortunio dell'esterno dell'Inter che può portarli poi a fare un'offerta o per Spinazzola o per Buongiorno o per Hermoso, ecco qua che l'Inter ieri a quanto pare ha provato ad inserirsi nella cosa. Quindi Buongiorno ha detto no, alla Juventus ho detto di no perché cuore toro, così l'Inter ci ragiono, ci penso, una battuta del suo agente, insomma dovrebbe essere tutto rientrato. Abbiamo quasi certezza, abbiamo l'Here We Go di Spinazzola, però siamo in fase di chiusura anche per Buongiorno. Per Hermoso la situazione è leggermente diversa, perché Romano e Moretto ne parlano molto meno, ne parlano solo quando sono istigati dai tifosi del Napoli, quindi Hermoso è una situazione un po' più meno definita, un po' più complicata, però per Buongiorno credo che ci siamo e quindi si sta definendo questa operazione e gli sta benissimo la nuova maglia. Adesso tutti i collage, insomma tutte le nuove grafiche finte vanno fatte con la nuova maglia, adesso ci sta, la si può usare. Insomma Torre si è messo all'opera e abbiamo perché io ve le porto, ma Salvatore si è messo all'opera ipotizzando seconda maglia in questo modo. Vedete come quando fai una maglia semplice e bella basta cambiare i colori e già funziona tutto, non devi stravolgere assolutamente. Poi ci potrebbe essere qualche scelta come l'anno scorso si è fatto con il Vesuvio, vediamo come si evolve, però già così l'utilizzo del blu navy sullo sfondo bianco con tutti i dettagli in blu Armani, molto molto bello, già questa è bellissima. Tra l'altro quando poi vai nel blu puoi utilizzare non solo il bianco per i dettagli ma anche l'azzurro, perché blu e azzurro è qualcosa di spettacolare, e non mi devo chiamare blu fluido, ma possiamo continuare a chiamarci azzurro fluido perché l'azzurro resta e resta per restarci. Sta qua pure bellissimo, cioè qua veramente noi tifosi del Napoli dovremo sovvenzionare perché non si può fare altrimenti. E poi c'è un'altra ipotesi che a me piace tantissimo e che riporta anche l'azzurro anche eventualmente sulla maglia bianca, non per forza deve essere con il blu navy ma può essere anche con l'azzurro, e a me non dispiace affatto così, anzi forse mi attrae ancora di più. E poi visto che qualcuno parlava di un'ipotesi terza maglia rossa, il Falanga si è messo all'opera e potrebbe risultare così. D'altra parte, se non è una terza maglia, la maglia dei portieri sappiamo che tra il rosso, il giallo e il verde qualcosa del genere ci esce. Qua vedete con gli inserti bianchi e azzurri, ma può essere anche così. Torre si è divertito a farla anche con gli inserti blu navy e secondo me questa attrae ancora di più se fosse possibile. Bellissima questa qua. E quindi questi sono dei regalucci, delle possibilità. In un niente, non sappiamo niente, ci divertiamo ad anticipare, a dare degli spunti, a accendere la fantasia dei tifosi, con possibilità però con le competenze di chi lo fa bene e di chi sa quello che sta facendo, e ci divertiamo tantissimo. Tra le altre novità di giornata segnaliamo che è saltata, o meglio è stata annullata, la conferenza di Giuffri, la conferenza che doveva esserci martedì per parlare di Di Lorenzo. Ho letto saltata, mo dobbiamo capire che cosa significa saltata, perché Di Lorenzo sta mettendo i mi piace a tutte le cose nuove del Napoli, quindi resta tutto a posto, ma devi comunque parlare, non puoi lasciare tutto a pe. Allora può essere che Di Lorenzo ha detto no, devo parlare io, non parlare tu, basta. Potrebbe, nella mia speranza c'è questo, che insomma lo ha zittito lui stesso. Non lo so di cosa aspettarci, oppure non parliamo perché stiamo trattando con un'altra squadra, dobbiamo trovare il modo di fare. Veramente non lo possiamo sapere, dobbiamo attendere. Ma ogni volta che Giuffri non parla io esulto, quindi è una bella giornata in generale. La nuova maglia, la presentazione, video bellissimo, il nuovo branding, il nuovo font, brava Valentina, perché ci piace tutto quello che stai facendo, anche se non mi rispondi più, va benissimo, non ha importanza, non ho più un rapporto
privilegiato diretto. Fa niente, evidentemente è diventata più importante, non mi risponde più, oppure non ha più voglia di rispondermi, non fa nulla, registro e vado avanti, indipendente come De Laurentiis. Anche io sono indipendente nel giorno dell'indipendenza americana, e quindi tutto torna, vedete che tutto torna, quindi con Spinazzola, con buongiorno e buonanotte, perché buonanotte. E ci saranno altri spunti, qualcosa che ho dimenticato, ma devo tenerli brevi questi video, perché ci saranno tante altre cose da dire, quindi poi lasciate i like finali, dobbiamo raggiungere il record, quindi 1926 è la base di like, dobbiamo sfondare i 3000 perché questa maglia è bellissima. Quanto paghiamo? 130, penso minimo 130. A voi la scelta, sperando che io la possa trovare. Non credo che la troverò all'estero, ma la speranza è l'ultima al morire.